Amici sportivi, amanti della pallavolo, ben trovati a questo nuovo appuntamento, la grande pallavolo di Vicenza con le partite della Minetti Vicenza, questa ottava giornata di ritorno di scena qui al Palarevat. La Minetti ospita la Schiacciasassi Scavolini Pesaro in questa difficilissima partita. Scavolini prima in classifica, praticamente imbattuta, 58 punti sui 60 disponibili, ma la Minetti Vicenza, i nostri colori, hanno il dovere di provarci, e poi, se è vero come è vero che la palla è rotonda come anche in altri sport, non si può mai sapere. L'importante è metterci, come fanno sempre le nostre ragazze, tanto cuore. Nel frattempo il primo punto per tutte e due le formazioni, ma è Pesaro adesso andare in battuta con Christian Fürst, la ricezione di Alice Santini, il fast chiamata da Steffi Dalligna in palleggio per Capitan Paccagnella dopo la ricezione di Alice Santini chiamata all'esordio quest'oggi da coach Baraldo. Quindi ancora una battuta per Christian Fürst per il secondo punto della Scavolini. Andiamo velocemente a leggere i due set di partenza. La Minetti si schiera con Steffi Dalligna al palleggio, sulla sua diagonale Ivana Ciurcic, poi Francesca Devetag, Alice Santini, Valentina Tirozzi, Stefania Paccagnella e il libero come sempre Monica De Gennara. Andiamo a leggere allora le formazioni che coach Zeroberto manda in campo per Pesaro. Il palleggio affidato a Francesca Ferretti, sulla sua diagonale Katarzyna Skowronska e poi Christian Fürst, Carolina Costagrande, Martina Guigi, Jacqueline, la brasiliana oro olimpico. Il libero sarà Elke Vignoven. Qui in cabina di commento con me Andrea Ragazzi. Ciao Andrea, ben trovato. Un saluto a tutti i telespettatori. È una partita indubbiamente a pronostico chiuso per Minetti Vicenza. Come dicevi tu, c'è il dovere assoluto di provarci, anche se è una partita impossibile, con l'occhio e l'orecchio soprattutto incollato alla radiolina per sentire che cosa succede a Conegliano, dove è impegnata la Tena Santeramo che precede Vicenza, e a Chieri, dove la squadra che ha appena scavalcato le Minettine ospita Cesena in un'altra partita da fondo classifica. Vediamo che succede. Nel frattempo il vantaggio di Pesaro per 4-3 con Pesaro in battuta adesso con la schiacciatrice Skowronska, il tocco morbido di Supervale Tirozzi, poi l'attacco dalla seconda linea di Jacqueline, la difesa tentata da Alice Santini. Questo inizio set che vede Pesaro in vantaggio di 2 punti, 5-3 il parziale in questo inizio partita. Ancora la battuta di Katarzyna Skowronska, giocatrice polacca. Riceve Valentina Tirozzi, il palleggio di Dalligna in banda per Ciurcic, che chiude bene la diagonale per il quarto punto della Minetti. Una situazione molto difficile quella di Vicenza, con un tesissimo coach Baraldo a bordo campo a tenere sempre viva l'attenzione delle proprie ragazze. Valentina Tirozzi, battuta a salto, la ricezione di Pesaro, Ferretti, il tocco morbido salvato da Capitan Paccagnella, poi non c'è intesa in fase difensiva, diciamo così, e quindi ancora ristabilita la doppia lunghezza di vantaggio per Pesaro. Coach Zeroberto dà indicazione alla propria giocatrice, lei è Carolina Costagrande. Riceve bene Monica De Gennaro, la giocata al centro trovata dal tandem delle due Stefanie Dalligna imposta per Paccagnella. E il quinto punto, un inizio di set in sostanziale parità. Bisognerà vedere nel proseguio, ma se il buongiorno si vede dal mattino ci si aspetta una partita quantomeno ce lo aspettiamo combattuta. La schiacciata in diagonale di Guicci, coperta molto bene da Ivana Ciurcic. Ancora la possibilità per Pesaro, il tocco morbido
di Jacqueline che trova però Ivana Čurčić, che è andata a coprire in lunghezza il campo, e il tocco chirurgico della giocatrice brasiliana. Ancora Pesaro in battuta con Guicci, riceve bene Valentina Tirozzi, la giocata in banda per Alice Santini, il punto di Alice Santini. Lo dicevamo prima, quest'oggi chiamata all'esordio dalla prima battuta da coach Baraldo. Sta rispondendo bene fino a questo momento la giovanissima Alice Santini. La battuta di Vicenza, la gioco dalla seconda linea di Carolina Costagrande, buca il muro e al primo time out tecnico Pesaro in vantaggio per 8-6. Si riprende dopo il primo time out tecnico, riceve bene Valentina Tirozzi, da linea imposta in banda per Alice Santini, il secondo punto di Alice Santini, chiamata in causa da Stefi Dalligna. Risponde bene la giocatrice toscana, chiamata in causa quest'oggi da coach Baraldo. È proprio lei ad incaricarsi della battuta, salto, forza, lunga però, e quindi il punto numero 9 adesso per Pesaro sull'errore in battuta di Alice Santini. 7 per Vicenza, un inizio set di Vicenza che sta mettendo tantissimo in campo. La battuta forzata di Jacqueline, riceve bene Monica De Gennaro, dalla seconda Alice Santini ancora non chiude la difesa ottima di Vinoven, ma il contrattacco di Pesaro viene fermato. Possibilità adesso per Valentina Tirozzi, la sua diagonale è coperta ancora da Vinoven, la giocata di Ferretti per Jacqueline dalla seconda, trova campo aperto e adesso il mini break per Pesaro, avanti 10-7 in questo primo set, con Pesaro che sta tentando l'allungo su Vicenza. Ancora Jacqueline, nastro amico in questo caso sulla battuta della schiacciatrice brasiliana, peccato, e adesso i punti di lunghezza sono 4 e il time out chiamato da coach Baraldo. Ancora Jacqueline De Carvalho Pereira in battuta, coperta molto bene da Alice Santini. Stefi Dalligna in banda per Čurčić, il tocco spinto, l'opposizione a muro, ancora una possibilità però di attacco per Vicenza. Ancora Čurčić, viene coperto da Vinoven e poi ci riprova Pesaro. Buona la difesa di Alice Santini, il bugger e la palla toccata da Tirozzi, defilatissima la sua posizione, praticamente parallela, vicinissima alla rete, non riesce a mandare il pallone al di là del net e quindi il punto numero 12 adesso per Pesaro. La battuta lunghissima di Jacqueline che interrompe la serie positiva di Pesaro, e la battuta adesso affidata a Francesca Devetag. Battuta a piede a terra per Devetag, profonda la giocata di Ferretti al centro, copre bene Alice Santini, Tirozzi in bugger, ancora Devetag ad appoggiare al di là della rete, ancora una possibilità, Ferretti, giocata al centro, non ci sono storie, questa volta è stata la first a chiudere il punto numero 13 per Pesaro che non sta sbagliando un colpo, ci ha provato in realtà in un paio di circostanze Vicenza ad opporsi con un paio di interventi che hanno avuto del miracoloso di Alice Santini, ma impressionante il ruolino di marcia proprio delle giocatrici di Zé Roberto. La difesa ancora di Jacqueline, tenta poi un attacco, il tocco morbido, possibilità adesso per Vicenza, da linea per Santini dalla seconda, ottima la palla di Alice Santini per il nono punto. Un Vicenza che ci sta provando, Minetti ci sta provando a tenere botta al rullo compressore di Pesaro. Adesso Čurčić in battuta tattica, mette in qualche modo in difficoltà la ricezione di Pesaro e poi l'appoggio. Čurčić ancora la sua mano a salvare il pallone, in una difesa disperata di Pesaro, più distinto ancora Tirozzi, la parallela, c'è il tocco a muro e adesso Vicenza a -3. 10 per la Minetti, 13 per Pesaro. Andrea, inizio set difficile, ma la Minetti ci sta mettendo tantissimo.
Inizio splendido, direi, tutto cuore da parte delle ragazze, buona la prestazione, buono l'esordio di Santini dall'inizio e ecco, diciamo che questo inizio fa un po' rimpiangere le ultime prestazioni delle ragazze che con squadre enormemente meno forti di Pesaro hanno un po' buttato al vento senz'altro dei punti che sarebbero stati vitali per la classifica, con un cuore sicuramente che non era quello visto che si vede finora in campo. Ancora un nostro amico per Pesaro sulla battuta di Skowronska, una possibilità però non chiusa da parte di Vicenza, un piccolo malinteso proprio tra Pesaro, ma c'è ancora una chance per Tirozzi, il muro di contenimento, Ferretti, poi il secondo tocco in schiacciata, Ciurcic protegge il pallone da linea, la giocata in fast, palla che rimane lì, e ancora una chance dalla seconda per Jacqueline, coperta ottimamente Santini dalla seconda, tocco a muro, punto numero 11 per Minetti, l'esplosione del pubblico del Palarevat su questo punto contesissimo e la palla che tocca il muro di Pesaro va oltre le righe e quindi un punto importante soprattutto dal punto di vista del morale per la Minetti. La battuta di Tirozzi, Ferretti in banda, protegge ancora Tirozzi, ottima la sua difesa, Stefi Dalligna in bagger per Ciurcic al di là della rete, ma ancora Ferretti in posta in fast e chiude il punto, questa volta Martina Guigi e non ci sono state chance questa volta, ma è sintomatico come la Minetti, quando riesce a dare impulso alle proprie caratteristiche emotive, in qualche modo riesce a venirne a capo anche nei punti più difficili. Pesaro 15, Vicenza 11 in questo frangente di primo set. Riceve Monica De Gennaro, Stefi Dalligna per Pacagnella, non chiude la fast, Pacagnella in diagonale, Ferretti l'alzata in bagger, il muro! Alice Santini! Ancora un punto per la giovanissima Alice Santini che porta a 12 il computo dei palloni messi a terra per la Minetti. Capitan Pacagnella, battuta a piede a terra, riceve Vinoven, Ferretti in posta, tocco al limite per Guicci, ma ancora Ferretti in posta per Jacqueline, la difesa, ci ha provato Ciurcic anche se dietro stava ritornando Capitan Pacagnella, peccato. 16 Pesaro, 12 Vicenza al secondo time out tecnico. 16 Pesaro in battuta con Guigi, 12 per Vicenza che riceve con Valentina Tirozzi, Stefi Dalligna per Santini, il suo diagonale viene smorzato dal muro e poi Ferretti in banda, palla che picchia fuori, avevano esultato per il punto le giocatrici di Pesaro, ma la palla è stata chiamata fuori e quindi adesso Vicenza a -3. Battuta di Dalligna, riceve il numero 12 Costagrande, ancora la giocata in banda, si oppone in qualche modo Vicenza, ci prova poi con Ciurcic, ma viene chiuso il suo pallone, poi il tocco morbido di grande esperienza di Jacqueline, il tocco spinto sul pallone, trova un tocco maldestro in realtà a muro e quindi palla che cade per terra. 13 Vicenza, 17 Pesaro in battuta. Riceve Valentina Tirozzi, ma aveva tentato una battuta sporca Pesaro che poi adesso ci riprova ancora con Skowronska dalla banda, anche lei un rullo compressore, il time out chiesto da coach Baraldo. 18 Pesaro in battuta con Ferretti, 13 per Vicenza, il fallo fischiato a Vicenza e quindi adesso il +6, ma era Minetti che aveva raggiunto, diciamo così, un parziale di -3 sul 13-16, poi circostanze soprattutto degli attacchi dopo aver difeso molto bene non sono andati a segno, adesso il gap si è allungato a 6 punti, ma trova ancora vigore Alice Santini, questa parallela piazzata finissima, la schiacciata di Alice Santini che porta adesso a 14. Andrea, ci stava provando Vicenza a ritornare sui passi di Pesaro?
Sì, indubbiamente ci sta provando, è difficilissimo contro questa squadra che non lascia spazio abitualmente alle avversarie. Pensiamo solamente che in tutto il campionato Pesaro ha lasciato 8 set agli avversari, nel ritorno deve ancora perdere un set nelle partite giocate. È una squadra abituata a chiudere che quando si trova in vantaggio di 4-5 punti difficilmente si fa recuperare. Eh sì, sono implacabili le giocatrici di Pesaro che non concedono nulla agli avversari. E 15 Vicenza in battuta con Francesca Devetag. Il ace di Devetag, la battuta che trova impreparato il libero della prima volta in questo primo set. Elke Vinoven, giocatrice olandese, si è fatta tradire dalla parabola discendente della battuta di Devetag. Ci ha riprovato poi la stessa Francesca, poi l'attacco in banda di Carolina Costagrande, la giocatrice argentina di passaporto italiano, però questa volta la difesa della Minetti nulla ha potuto sulla schiacciata della Costagrande. Christian Fürst in battuta, la giocatrice teutonica, e sbaglia la ricezione Valentina Tirozzi. Questa volta si è fatta trovare un po' impreparata la mancina napoletana, peccato, ancora più 6 il parziale adesso con Pesaro a quota 22. Vicenza ferma a 16. Riceve bene questa volta Valentina Tirozzi. Stefi Dalligna chiama in causa proprio la Tirozzi, il muro, la difesa in qualche modo proprio sul muro in opposizione. Dalla seconda va a contenere Paccagnella e Dalligna imposta ancora per Tirozzi. Questa volta buca il muro Valentina Tirozzi e adesso Vicenza meno 5. 22 per Pesaro, 17 per Vicenza. Difficile il recupero, ma bisogna provarci. Valentina Tirozzi in questa circostanza ha dato la possibilità di far vedere che qualcosa è possibile contro Pesaro. Ancora Ferretti, il tocco mancino di Costagrande, dalla seconda Alice Santini, e questa volta il muro altissimo di Pesaro che blocca il pallone proprio di Alice Santini. Pesaro 23, Vicenza ferma a 17. In battuta Skowronska, riceve bene Valentina Tirozzi, Dalligna per Paccagnella, il pallone, una sorta di contesa a rete vinta da Capitan Paccagnella. Adesso Valentina Tirozzi in battuta, vedremo se forzerà come al suo solito la battuta al salto o cercherà un pallone tattico. Il battuta mancina ricevuta da Jacqueline. Ferretti per Guicci. E poi la giocata di Paccagnella in palleggio per Alice Santini, il tocco a muro e poi c'è un tocco sotto rete chiamato un fallo che viene peraltro assegnato, e quindi 19 Vicenza, 23 Pesaro, meno 4 Minetti che ci deve provare il tutto per tutto. Valentina Tirozzi riceve Costagrande, poi dalla seconda Skowronska, il muro del capitano che porta Vicenza a quota 20, adesso meno 3 per Vicenza. Valentina Tirozzi si alza ancora in battuta, riceve Jacqueline. Ferretti imposta mancino, il tocco di Costagrande, ottima la difesa di Ivana Ciurcic, ancora Ferretti, ancora per Costagrande, Monica Gennaro, grandissima la difesa Capitan Paccagnella per Alice Santini, chiude il diagonale, ancora Pesaro che poi ci riprova e poi un pallone che tocca il nastro. Peccato, ci ha provato Vicenza e su questi palloni è difficilissimo intervenire, la traiettoria deviata, tra l'altro palla potentissima deviata all'ultimo. Sostituzione per Ze Roberto, esce Skowronska ed entra Di Crescenzo e poi entra Brussa al posto di Ferretti. Alza il muro quindi Ze Roberto, vuole chiudere subito il set senza troppi patemi. La schiacciata di Ciurcic dalla seconda, non riesce questa volta la difesa di Costagrande e quindi ancora Vicenza meno 3, ha recuperato 3 punti, ma adesso sono 3 i set ball a disposizione
di Pesaro. Vicenza ne ha annullato uno, il primo. Capitan Pacagnella in battuta, riceve Pesaro, la ricezione, non riesce l'impostazione in attacco di Pesaro, ancora lì c'è Santini, la diagonale coperta ancora da Vinoven, il tocco in bagger, Jacqueline, il suo pallone coperto da Vicenza, lì c'è Santini, 22 adesso per Vicenza. Che partita, lì c'è Santini, primo set, questa volta il cambio di Zeroberto, ci aveva provato a togliere il palleggio per alzare il muro, ma ritorna sui suoi passi. Givares, Zeroberto, adesso -2 per Vicenza. Vada come vada, comunque un gran primo set per la Minetti. Capitan Pacagnella batte teso, riceve Vinoven, Ferretti ancora in posta per Guigi, che chiude senza storie il primo set a favore di Pesaro per 25-22. Bentornati con noi amici sportivi, terzo set di questo Minetti Vicenza Scavolini Pesaro, e Pesaro a condurre per 2-7-0, 22-25 il primo, 13-25 il secondo, e il primo punto di questo terzo set a favore di Pesaro sull'attacco sbagliato di Vicenza. Proprio Jacqueline, schiacciatrice brasiliana in battuta, riceve Mattea Ikic, Stefi Dalligna per Ćurčić, il muro di Pesaro che si alza altissimo, va a chiudere sull'attacco di Ivana Ćurčić, l'opposta, che non riesce a trovare la via del primo punto in questo terzo set. Ancora Jacqueline in battuta, la ricezione difficile di Monica De Gennaro mette in difficoltà Stefi Dalligna, che commette un fallo di secondo tocco, e quindi subito inizio difficilissimo in questo terzo set, 3-0 per Pesaro. Ma sì, Gianfranco, credo che non fosse questa la partita da cui Baraldo si aspettava qualche punto, insomma la differenza tecnica è tale da non poter sperare, già prima dell'incontro si sapeva. Emergono buone indicazioni comunque, domenica prossima si va a Santeramo per l'ultima occasione del campionato. E Santini si è dimostrata questa sera non solo un ottimo cambio, ma una possibilità in più. Ćurčić è tornata a livelli assolutamente buoni, ecco, c'è solo da sperare che la determinazione mostrata malgrado tutto questa sera finora si possa ritrovare domenica prossima e che possa essere finalmente la domenica della svolta. 3-1 Pesaro in battuta, Francesca Devetag, battuta lunga, quella della Goriziana, peccato. E il quarto punto per Pesaro, Vicenza ferma a 1. In battuta la teutonica Christian Furst, 1,92 m per lei, altissima, battuta molto tesa, mette in difficoltà in qualche modo Mattea Ikic, mette rimedio poi Stefi Dalligna, l'attacco in diagonale viene però chiamato fuori. Era una buona traiettoria, questa è impostata dalla ottima fin qui Alice Santini, ma è il quinto punto con un minuto chiesto da coach Baraldo. Katarzyna Skowronska in battuta, Pesaro 8, Vicenza 2 in ricezione, il punto bello, molto bello, il tocco delicatissimo di Capitan Pacagnella, che mette il punteggio sul 3-8, ancora un grosso vantaggio da parte di Pesaro, bisogna solo provarci. La battuta forzata da Santini, la ricezione di Jacqueline, poi ancora Katarzyna Skowronska, l'attacco dalla seconda, si alza e si libera in aria, guarda, ha la possibilità anche di osservare la disposizione in campo degli avversari e trovare un corridoio utile per il nono punto di Pesaro. Riceve Monica De Gennaro, Stefi Dalligna imposta per Santini in banda, il diagonale su cui interviene ancora Skowronska, e poi Carolina Costagrande viene fermata ancora da Alice Santini. Ancora una chance per Vicenza proprio con Santini, il tocco a muro favorisce poi Costagrande, il pallone ancora giocato, palla lunga da mettere a terra, il diagonale poi di Mattea Ikic, il pallone smorzato a rete, quello della Skowronska, ancora Mattea Ikic, diagonale bellissimo, e poi Capitan Pacagnella su questo lungo scambio chiuso poi dal capitano.
che chiama in causa il Palarevat a sostegno delle minettine. Adesso arrivano a quota 4. A 9 per la verità c'è ancora Pesaro. Pacagnella, la sua battuta, riceve ancora Pesaro. Ferretti al centro, senza storie questa giocata di Ilaria Garzaro, giovanissima anche lei, classe 1986, vicentina. Una vicentina, ha iniziato a Barbarano con la pallavolo Barbarano e adesso la vediamo su ben altri palcoscenici in una squadra come Pesaro. E quindi c'è anche un po' di Vicenza in questa marcia trionfale, in questo campionato di Pesaro, in questa stagione, in questa Fin Domestic Volley Cup, almeno per quanto riguarda la regular season. Ancora la battuta proprio di Ilaria Garzaro, riceve Vicenza, Stefi Dalligna dalla seconda, dice Santini, copre proprio Garzaro, l'attacco poi fermato dal duo arbitrale chiamato il fallo. È il +6 adesso di Pesaro, con Vicenza a 5, Pesaro a quota 11. Batte teso Stefi Dalligna, Ferretti imposta dalla seconda per Skowronska e la difesa di Santini era difficilissima. Ci ha comunque provato una generosa Alice Santini, che darà modo probabilmente a Baraldo di poter riflettere sulle prossime scelte, nei prossimi impegni importantissimi per il proseguio di questa stagione molto difficile della Minetti. Mattea Ikic, smorzato il suo attacco dal muro a 2 di Pesaro, la giocata veloce al centro, Monica De Gennaro interviene e poi Ciurcic, l'attacco che si ferma in rete. Peccato, peccato. C'era la possibilità di arrivare a quota 6 e dimezzare lo svantaggio. Ha sbagliato Ciurcic, che adesso viene richiamata in panchina da Baraldo. L'ingresso in campo della statunitense Rachel Van Meter. La battuta di Ferretti, Alice Santini riceve in ginocchio Van Meter, il suo primo pallone coperto da Elke, e poi l'attacco è di Jacqueline. Che punto! Che punto, Andrea, su questi palloni si possono guardarli e ammirarli. In questo terzo parziale effettivamente il divario di qualità, il divario di tecnica si vede tutto. Temo non ci sia più nulla da fare già fin d'ora, però si sta sicuramente assistendo a una grandissima pallavolo da parte di Pesaro. Il punto chiamato a Pesaro. Abbiamo sentito anche la manata presa da Dalligna, un 5 scambiato al volo sul pallone lungo dopo la ricezione di Vicenza, ma è stato chiamato un fallo proprio a Dalligna e quindi +10 adesso per Pesaro, 15 a 5. Dalligna in posta, ancora un fallo sul secondo tocco di Dalligna e su questo fallo c'è il secondo time out tecnico di questo terzo set. Ancora Ferretti in battuta per Pesaro, 16 per le ospiti, 5 per la Minetti. Adesso trovano il sesto punto con un bel diagonale, tagliato molto bene il pallone da Ikic, e quindi adesso 6 Vicenza, 16 la concentrazione di Mattea Ikic. Proverà la battuta a salto, trova la ricezione di Jacqueline, ancora il pallone giocato da Skowronska e 17 adesso il computo dei punti e la sostituzione chiamata da Zé Roberto. Entra Natalia Guadalupe Brussa, una schiacciatrice di 1,90 m, tantissimi centimetri delle ragazze di Pesaro. Santini, il muro di opposizione, ancora un pallone per Vicenza, Rachel Van Meter, ancora una difesa di Vicenza sul muro di Scavolini Pesaro e poi al terzo muro pallone a terra. E adesso 18-6 per le ospiti, che andranno in battuta proprio con Jacqueline De Carvalho Pereira,
giocatrice brasiliana. La decisione di difficoltà di Ikic, Santini ci prova la copertura di Elke Vinoven, poi l'attacco, la palla difesa con grande determinazione da parte di Monica De Gennaro, in tuffo, la schiacciata allo smash sbagliato in controtempo di Francesca Devetag, poi l'attacco smorzato dal muro, proprio Devetag, il suo secondo tocco in bugger, Alice Santini, mani e fuori per il 7° punto della Minetti. Sono ancora 11 però i punti da recuperare da parte delle biancorosse di casa. Francesca Devetag, la sua battuta a piede a terra, riceve Vinoven, Ferretti, giocata al centro, non c'è storia con Christian Fürste che mette questo attacco veloce al centro, tra l'altro difficilissimi da arginare, i suoi 192 centimetri. È proprio lei a incaricarsi della battuta tesa, riceve bene Monica De Gennaro, Stefi Dalligna ancora per Van Meter, diagonale coperto da Jacqueline, Alice Santini e poi Dalligna ancora per Rachel Van Meter. Questa volta palla a terra per la statunitense, il suo secondo punto dall'ingresso in campo in questo terzo set. Ed è proprio lei ad incaricarsi della battuta. Palla lunga, difende Jacqueline, secondo tocco, attacco di Ilaria Garzaro, out, era un po' in ritardo sul pallone, sull'invito di Ferretti, si è alzata tantissimo la schiacciatrice vicentina in forza a Pesaro, palla comunque fuori. Adesso la schiacciata lungolinea di Brussa, ancora un pallone fuori e questa è la terza battuta di Rachel Van Meter. Vicenza ancora -9, 19, Pesaro 10 per Vicenza, che ace questo di Van Meter, -8, buona questa scia, quarto punto per Vicenza consecutivo, buono questo break delle biancorosse di casa. Ancora Rachel Van Meter, riceve Pesaro, Ferretti in banda per Brussa, questa volta la parallela è efficace, quindi Pesaro che arriva a 20-11 Vicenza. E il cambio in cabina di regia per Zé Roberto, che chiama in causa Manuela Di Crescenzo, classe 1988. In battuta Natalia Guadalupe Brussa, battuta a piedi a terra, riceve Alice Santini, Dalligna proprio per Santini che mette un pallone a terra. C'era Jacqueline, ci ha provato a inginocchiarsi per ricevere, ma molto buona questa linea trovata da Alice Santini. Adesso Vicenza -8, ancora Santini, battuta forzata, il secondo tocco. Che tocco questo di Crescenzo, Andrea? Sì, anche questo indubbiamente un tocco di qualità, un tocco che dimostra grande tecnica da parte della giocatrice, un tocco morbido. E adesso tra l'altro Pesaro sta dando spazio anche ad alcune seconde linee, non dimentichiamo che la settimana prossima va ad affrontare Bergamo per il ritorno in Champions League. Nella partita d'andata la settimana scorsa Bergamo è uscito vincitore dal palazzetto di Pesaro. La settimana prossima c'è il ritorno, era una delle speranze quella che Pesaro fosse più concentrata su questa partita che non sulla partita odierna, speranza purtroppo al momento vana. Alice Santini mette a terra il 13° punto per Vicenza, 22 adesso per Pesaro, che vede il finale di set di partita, ma gran cuore ancora per le ragazze di Baraldo. Capitan Pacagnella, la sua battuta Vinoven, indecisa sul da farsi, poi la ricezione, copre bene sull'attacco proprio Capitan Pacagnella, Matea Ikic, il suo tocco coperto però dalla difesa di Pesaro, il pallone spinto da Jacqueline, 23 adesso per Pesaro. Freddissimo il tocco di Jacqueline, un pallone che sarebbe stato difficile per molti. Lei l'ha spinto trovando porzioni di campo libera. La battuta proprio di Garzaro, riceve male Santini, adesso sono
11 match ball per Pesaro, 13-24, e vedremo che palla imposterà proprio Ilaria Garzaro. La sua battuta, doppio ace per Garzaro, che chiude così la partita sul 3-0 per Pesaro. Ricordiamo il parziali dei 3 set: 22-25, 13-25, 13-25. Destino ha voluto che proprio una vicentina chiudesse questa partita impossibile per la Minetti. Ci hanno provato. Per noi è veramente tutto. Appuntamento al prossimo match della Minetti Vicenza.